Rieccoci, siamo tornati amici di Radio Chef, pronti ad accompagnarvi ancora in appuntamenti di gusto. Oggi vi portiamo ancora nella bellissima montagna della nostra regione, dove il Natale veramente si vive a pieno, con un paesaggio innevato veramente incantevole e a dir poco magico. Ed è qui che si aprono tantissime novità. Sapete che un luogo dove a noi piace vivere l'atmosfera delle feste, oltre che tanto tanto gusto, è il David di Camporosso. E allora, aspettando il rinnovamento che è arrivato proprio in questi giorni, si sono rinnovati, hanno cambiato un po' tutto, siamo pronti ad andare a scoprire e ad assaggiare in anteprima qualcosa per voi. L'abbiamo fatto, siamo stati a Camporosso al David, da benvenuta con i nostri microfoni. Allora andiamo a sentire quali sono state le novità e quali ci racconta prima di andare a gustarle di persona direttamente al David. Eccoci. Allora, benvenuti a tutti. Il David è nuovo, l'abbiamo riaperto, ci sono tantissimi cambiamenti, è stato un cantiere abbastanza difficile perché in un mese ruotare di 180 gradi tutta una organizzazione, una dinamica, tutte le attrezzature, è stato un lavorone, una sfida che abbiamo accolto insomma con forza. Oggi siamo qui. Abbiamo praticamente, per chi ci conosce, abbiamo preso come perno la fettatrice che era più al centro e abbiamo girato tutto il locale di 180 gradi, per cui tutta la parte caffè, dolci è adesso al sole, con delle grandi vetrate dove fuori c'è la neve. Quindi per noi è un grosso cambiamento, per noi lavoriamo veramente molto bene. Ci piace tantissimo vedere quando la gente entra, è un po' disorientata, però dietro vede un paradiso e quindi l'approccio è completamente diverso. Abbiamo aumentato l'offerta delle cose, quindi abbiamo un'offerta più grande di dolci, di panini e adesso inventiamo nuovi dolci. E siamo veramente molto, molto presi da questa cosa perché è proprio come ricominciare, è un cambio totale e quindi per noi sarà veramente molto stimolante, per cui siamo veramente carichi per questo inverno, sarà un inverno pieno di energie. Allora, abbiamo ripensato l'offerta, quindi i nostri panini saranno un po' più ricchi, soprattutto abbiamo una persona in più che si occupa di questo, quindi saremo in 3. Abbiamo aggiunto ingredienti nuovi, abbiamo pensato a proposte nuove, non dico niente di definitivo o di più preciso perché è bella la sorpresa. Anche le insalate si sono arricchite di 2 o 3 nuove proposte. Abbiamo i dolci al cucchiaio che non avevamo mai avuto e che saranno molto invernali. E poi il solito gelato con nuove ricette e poi abbiamo anche, come solito, come sempre, la proposta dei regali. Quindi noi abbiamo i pacchi regalo, le confezioni, questo rimane sempre come il nostro obiettivo, un nostro modo anche di proporre qualcosa che è difficile da trovare. E quindi aspettatevi un menù diverso, i grog sono diversi. Abbiamo inventato cose nuove, insomma. E anche il luogo per ora non è terminato perché stiamo cercando ancora di capire come sono le dinamiche. Ci manca la musica, ci mancano le tende, però col tempo riusciremo anche a capire di non riempire troppo e di rendere armonico come era prima tutto l'ambiente. Pronti per il prossimo Natale? Noi siamo prontissimi, abbiamo delle offerte particolari, panettoni, dei pandori, abbiamo aggiunto nuovi tipi di grappe da regalo e sono veramente delle chicche che abbiamo trovato ultimamente. I panettoni, come si vede qua accanto a me, ce ne sono centinaia di tipi, per cui sarà veramente facile poter accontentare qualsiasi gusto. Anche nello shop abbiamo curato ancora di più l'offerta del miele, l'offerta delle marmellate, per cui ci sarà veramente tante cose da scoprire, i tè da regalo, le tisane, tutta la linea naturale della cooperativa che fa per noi le creme e i balsami, per cui questo rinascere è stato un po' un modo per riscoprire nuovi prodotti anche e riscoprirci e quindi siamo qua a vedere che ci scopriate voi adesso. Beh amici, le novità al David, come avete potuto capire, non mancano e noi non vediamo l'ora di andarle a vivere e a gustare proprio di persona, perché è un luogo che ci fa proprio vivere a pieno l'atmosfera della montagna, come vi dicevo, tra la neve, tra il paesaggio, tra il gusto, una cioccolata calda al David, anche se andate a fare una bella sciata, proprio non può mancare accompagnata da una bella fetta di torta oppure da un panino a vostra scelta, e quindi un po' rivoluzionato il tutto, è tempo di andarli a trovare. Io volevo anche chiudere questa puntata di Radio Chef con gusto
gusto, naturalmente con le ricette dei nostri ascoltatori. E quindi per vivere ancora l'atmosfera vi porto in Germania, nella tradizione della Germania, con questa ricetta di Lorena Venuti di Magnano in Riviera, che ci propone la sua torta foresta nera, una rivisitazione del classico, come vi dicevo, della tradizione. Vi serviranno per preparare questa ricetta, che poi vi ricordo troverete in modo completo sul nostro sito radio.0.it, farina tipo 00, zucchero, uova, lievito, cacao amaro, burro, latte, panna da montare e amarene. Andrete ad amalgamare tutti gli ingredienti con una frusta elettrica, infornerete per 40 minuti per andare a creare la base di pan di Spagna e fate sempre la prova a stecchino con la cottura, anche perché le tempistiche dipendono ovviamente da ogni forno. Sfornate e lasciate riposare e raffreddare su una griglia. A questo punto montate la panna neve ferma, tagliate la torta a metà, guarnite con la panna e le amarene. Una metà poi mettete sopra l'altro disco che avrete creato insieme anche con il vostro pan di Spagna. Poi bagnate i dischi con succo di amarena allungato con acqua, con una spatola ricoprite tutta la torta con la panna, con una sacca a poche poi formate i classici ciuffetti sulla superficie, andrete a riporre sopra un'amarena, ricoprite la parte esterna laterale con noci sbriciolate questa volta. Lei ci propone questa versione, invece la classica è proprio dedicata a con i ciuffetti anche di gocce di cioccolato fondente. E a questo punto buon appetito, potete servirla, è perfetta anche per questo periodo delle feste, e quindi non potete proprio farla mancare sulle vostre tavole. Noi ci ritroviamo anche questo pomeriggio, saremo presenti in Piazza della Borsa a Trieste per accompagnarvi con tantissime curiosità, la nostra nuova uscita, la nostra brochure, i menù delle feste, che trovate disponibili anche già sul nostro sito radio.0.it, e vi accompagneremo insieme verso la magia del Natale. Ormai mancano pochissimi giorni e quindi noi vogliamo farvela vivere al meglio qui su Radio.0 e qui a Radio Chef. Continuate a scriverci le vostre ricette, radiochef@radio.0.it, e tutte le puntate le trovate anche in video sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook Radio.0. Ciao amici, buon pranzo a tutti, Radio Chef ritorna domani, vi aspettiamo.